Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è martedì 14 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:48. La luna si leva alle 4:34 e cala alle 20:12. Oggi si celebra San Camillo dell'Ellis. Il nome Camillo ha origini antiche legate al mondo sacerdotale. Significa infatti sacerdote o colui che partecipa a cerimonie speciali. Il 14 luglio è la giornata mondiale dedicata allo squalo, la Shark Awareness Day. Il WWF ricorda che queste creature non sono solo predatori temibili, ma custodi fondamentali della salute del Mediterraneo. In un mare sempre più caldo, squali e razze aiutano a mitigare il cambiamento climatico, favorendo così il sequestro del carbonio e proteggendo la preziosa biodiversità marina. Spegne oggi 86 candeline Renato Pozzetto. Icona del cabaret insieme a Cochi Ponzoni ha segnato la storia dello spettacolo italiano con brani come La vita e film diventati cult assoluti come Il ragazzo di campagna. La sua comicità surreale rimane una delle più amate di sempre. Celebriamo il 36esimo compleanno di Federica Brignone, la campionessa milanese che continua a dominare le piste di sci. Con 3 medaglie olimpiche ed una Coppa del Mondo generale in bacheca è una delle atlete italiane più vincenti di ogni epoca. Ed infine auguri a Ignazio Moser che oggi compie 34 anni. Figlio d'arte del grande Francesco, dopo il ciclismo ha intrapreso la carriera televisiva. Proprio nella casa del grande fratello VIP ha incontrato Cecilia Rodriguez, con la quale ha costruito una solida storia d'amore che appassiona i fan. Oggi hanno assieme una figlia. Il 14 luglio del 1789 avvenne la presa della Bastiglia. A Parigi i cittadini infuriati per la fame e l'oppressione assaltano la fortezza prigione, simbolo dell'assolutismo monarchico. È l'atto di inizio della rivoluzione francese e da allora questa data è il simbolo universale della lotta per liberté, égalité, fraternité e viene celebrata ogni anno come festa nazionale francese. Mucche e pet therapy. Sapevate che oltre a cani e gatti anche le mucche sono ottime compagne per le pet therapy? Un nuovo studio rivela che questi grandi animali amano molto le coccole, specialmente se ricevute da mani femminili. Il contatto con il loro respiro lento e il calore corporeo ha effetti incredibilmente rilassanti sugli esseri umani. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Vediamo insieme come si muove il cielo in questo martedì di metà luglio. Ariete. Siete un fiume in piena, ma oggi attenti a non essere troppo taglienti con le parole. Canalizzate la vostra grande energia verso obiettivi concreti. Toro, le stelle vi regalano una splendida lucidità. È il momento perfetto per prendere decisioni importanti sul lavoro o per pianificare un investimento. Gemelli, siete pieni di stimoli e passate da un pensiero all'altro. Cercate di fare un po' di selezione o rischierete di arrivare a sera esausti. Cancro. Una persona amica potrebbe rivelarsi un porto sicuro per un consiglio prezioso. Leone. Il vostro carisma non accenna a diminuire. Siete magnetici e pronti a prendere in mano le redini di una situazione complessa. Successo vicino. Vergine. Finalmente torna un bel clima di serenità. È il giorno giusto per riallacciare i rapporti con qualcuno o per concedervi una serata rilassante. Bilancia. Sarete ottimi mediatori in ogni dinamica di gruppo. La vostra diplomazia eviterà che piccoli malintesi si trasformino in discussioni. Scorpione. Siete molto determinati e concentrati sui vostri obiettivi a lungo termine. Il cielo appoggia i vostri sforzi professionali. Continuate così. Sagittario. Avete voglia di novità e di evadere dalla solita routine. Anche solo cambiare strada per andare al lavoro vi regalerà una prospettiva nuova. Capricorno. Una questione economica o contrattuale richiede la vostra attenzione. Affrontatela subito con il vostro pragmatismo. La risolverete in un lampo. Acquario. L'amore bussa alla porta o chiede spazio. Dedicate del tempo di qualità alla persona amata, mettendo da parte per qualche ora i doveri. Pesci. Giornata molto fluida sul piano pratico.
Sarete intuitivi e veloci nel trovare soluzioni a piccoli intoppi quotidiani. Fidatevi di voi stessi. Che sia per tutti un martedì radioso. L'oroscopo torna domani alla stessa ora. Il 14 luglio del 1902 un boato scosse Venezia. Il campanile di San Marco infatti crollò su se stesso, riducendosi in macerie. La città non si perse d'animo e al grido di com'era e dov'era avviò una costruzione monumentale durata 9 anni. Il nuovo campanile ricostruito fu inaugurato nel 1912, restituendo a Venezia il suo padrone di casa. In inglese si dice "A picture is worth 1,000 words", un'immagine che vale più di 1000 parole. Pensate alla Gioconda, nessuna descrizione scritta, per quanto dettagliata, potrà mai trasmettere l'emozione ed il mistero di guardare quel dipinto dal vivo. Le immagini infatti parlano direttamente al nostro cuore, superando ogni barriera linguistica. Torquato Tasso, il genio tormentato della letteratura italiana che visse una vita sospesa tra poesia e paranoia. Ossessionato dal dubbio di non aver scritto un'opera perfetta, continuò a rivedere la sua Gerusalemme liberata. La sua instabilità mentale lo portò a episodi clamorosi, come quando si presentò travestito alla sorella per annunciare la propria morte e per vedere solo come avrebbe reagito. Passò 7 anni chiuso nell'ospedale di Sant'Anna, tra visioni e sofferenza. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. E con questa celebre citazione del fantastico e grandissimo Pirandello, l'invito per oggi è quello di essere degli osservatori attenti. Cercate quindi i volti veri dietro le troppe maschere che ci circondano. Intanto io vi ringrazio per averci seguito anche oggi e vi aspetto domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Jaira.